programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo ApoVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group. Lo scoppiettio di un vecchio Landini è una colonna sonora della tradizione. Vi parleremo in questa puntata di Cronache Trevigiane della giornata del ringraziamento di Coldiretti che si prepara ad una denuncia molto particolare, tutta da seguire, e poi andremo a parlare della stagione del radicchio. Ospiti speciali di questa puntata Beppe Bigazzi e Giovanni Rana, e ancora tanto altro da raccontarvi. A tra poco, intanto ci guardiamo questo primo servizio di Cronache Trevigiane. Federico Tessari alfiere dello spirito trevigiano più autentico. L'imprenditore, per anni presidente della Camera di Commercio della Marca, ha ricevuto infatti il premio alla trevigianità Casatella DOP durante la prestigiosa serata di gala per la consegna dei premi Radicchio d'Oro, che ha portato una parata di VIP a sfilare nell'elegante Hotel Fior di Castelfranco Veneto. Assolutamente una grande soddisfazione, li riceviamo con molto apprezzamento e con molto orgoglio. Ma devo anche sottolineare che tutto questo è stato fatto con sintonia di tutti i produttori, i presidenti di quel momento che erano l'elemento importante, ma devo dire anche l'assessore regionale, allora Finozzi. Il premio alla trevigianità è sostenuto da Latteria di Soligo ed è un riconoscimento a chi in Italia e nel mondo si è impegnato a promuovere valori e prodotti di marca, e in questo caso Tessari ha saputo essere ambasciatore proprio della Casatella trevigiana. E il personaggio che stiamo premiando questa sera, che è Federico Tessari, è un uomo che ha capito immediatamente nel momento in cui Bruno Bernardi, Mario Innocente, l'Aprolab in quel momento ha detto: ma questo prodotto, ma si sta parlando veramente di tanti anni fa, può diventare una DOP. Ci ha creduto subito e ha sostenuto durante il percorso di quegli anni, no, la Casatella trevigiana nei vari enti, nei vari passaggi, dalla provincia a regione fino all'Europa, no, e contribuendo anche a poterla far conoscere al consumatore. A complimentarsi con Federico Tessari c'era anche Terenzio Borga, presidente di Aprolab, che non ha mancato di sottolineare l'importanza e l'eccellenza dei formaggi veneti sul mercato nazionale e internazionale. Tutte le opportunità che si presentano noi le cogliamo. Il lattiero caseario è un comparto dinamico, ricerca, innovazione sono sempre le nostre pietre miliari, per cui noi andiamo avanti. 15 anni fa nel Veneto neanche si sapeva che producevamo formaggio, adesso siamo i primi al mondo, nel senso che se andiamo a Saint Vincent e vinciamo la Grolla d'Oro con un formaggio veneto, vuol dire che i migliori formaggi al mondo sono i formaggi veneti. Gli altri un po' ce la stanno invidiando la cosa, ma noi continuiamo nella nostra strada, continuiamo a dire al mondo che siamo i migliori. Effettivamente i numeri stanno veramente aumentando, stanno aumentando l'esportazione, questo grazie alle strutture che sono esistenti già nel Veneto. Da esportatori che eravamo di materia prima di latte fino a 20 anni fa, siamo diventati importatori di materia prima perché i nostri prodotti vengono appunto esportati. Il Grana Padano sta facendo da traino, ma tutte le nostre tipicità, ogni volta che si presentano a qualsiasi fiera, vengono apprezzate. E rieccoci allora in questo studio ideale, come detto, dedicato alla giornata del ringraziamento di Coldiretti Treviso. Siamo con Fulvio Brunetta. Presidente, buona giornata. Allora, la forza di chi sa ringraziare anche in questo momento, è così? Oggi ci troviamo per questa festa di ringraziamento non solo per quello che è successo, per l'annata, ma anche ormai una tendenza che ha dimostrato in un periodo di crisi la capacità dell'agricoltura e dell'agroalimentare di dare delle risposte di crescita economica. Ecco, al termine di ogni anno l'agricoltura tira un po' un bilancio. Un'agricoltura che è abituata a soffrire e quindi riesce a uscire fuori anche da situazioni di crisi come quella che stiamo vivendo oggi. Stiamo nella produzione media annua, l'abbiamo rispettata, la capacità degli agricoltori ormai è così puntuale e non mancano quelle che sono le produzioni sulle nostre tavole, per cui garanzia per quanto riguarda il nostro prodotto, capacità di farlo con tutte
le buone pratiche, ma soprattutto un cibo, perché di quello che stiamo parlando, di grande qualità. Ecco, ricordiamo che noi seguiamo anche l'ufficio stampa di Coldiretti e vogliamo parlare del progetto Coldiretti, un progetto sociale, economico che guarda al futuro con grande fiducia. Di cosa si tratta? Il progetto della filiera tutta agricola italiana è firmata dagli agricoltori, è il progetto del Made in Italy puro per affermare un'economia della quale praticamente siamo invasi da pirateria che rappresenta per noi una perdita di valore. Dicevo, questo progetto dove ci sarà il produttore, la vendita diretta, il posto dove si trova con garanzia chi fa il prodotto, come viene fatto con tutti i prodotti italiani, ma soprattutto nei luoghi vicini a casa attraverso una rete nuova, innovativa, con un marchio unico, Campagna Amica. La vendita diretta oggi fa un passo in avanti e si pone in una logica di sistema Italia. Io ringrazio Fulvio Brunetta, grazie davvero. Ci fermiamo qua, un servizio di cronache trevigiane e tra poco la denuncia di uno scandalo, la denuncia la fa Coldiretti, a tra poco. Oggi vi voglio presentare il Raboso Piave 2008 Campo Day della cantina storica Viticoltori Ponte di Piave. È un vitigno autoctono del nostro territorio. Vedete il colore è un rosso rubino, perlomeno limpido ma rosso rubino intenso, da quei riflessi piacevoli anche granati appena accennati da questo punto di vista, ma di una tipica intensità. Al naso apre su note minerali innanzitutto, piuttosto che arrivare alle sensazioni speziate, voglio dire pungenti del pepe. Nello stesso tempo il piacere di cedere il passo poi ai frutti di bosco, a quella che è una leggera accennata confettura. Il gusto è lui per forza, è il Raboso, con questa vibrante tannicità, con questa vibrante vivacità per quanto riguarda la sua freschezza. Del resto tannini robusti che chiaramente sostengono un po' tutta questa sensazione, tutto questo corpo del vino. Un finale piacevole, voglio dire, che ci porta poi alla sensazione dei frutti di bosco. Io lo accompagnerei con un manzo al sale, lo accompagnerei con dell'agnello arrosto alla temperatura che per me vale 16-18 gradi. Il vino di oggi è un Müller-Thurgau. È un vitigno un po' particolare perché trova la sua collocazione nei paesi del nord, ma ha una espressività molto importante anche in provincia di Treviso, qui da noi. L'azienda è l'azienda società agricola I Padroncini dei fratelli Lorenzon. Siamo a San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso. Il colore è un giallo paglierino, tipico di questo vitigno, ma sono presenti anche dei leggeri riflessi verdolini. Acceso, trasparente. Sentiamolo al naso. Al naso è delicato, regala certamente profumi floreali, anche fruttati. Fiori di camomilla, glicine, leggera scia ammandorlata nel finale. Proviamolo in bocca. Sottile, delicato, sapido, sapidità in equilibrio con una propria morbidezza. Un vino bello e curioso, da servire certamente fresco, in abbinamento con un risotto di verdure. Evviva e buon appetito!
Rientriamo in questo studio ideale per testimoniarvi questa giornata del ringraziamento Coldiretti. Ci siamo spostati alle nostre spalle il luogo dove si sta svolgendo questo pranzo sociale annuale denso di significati, e siamo con Enzo Bottos, il direttore di Coldiretti Treviso, che in queste ore sta denunciando per voce di Coldiretti Nazionale una sorta di furto, tra virgolette, una società italiana finanziata con fondi pubblici. Che cosa fa con questi soldi? Promuove all'estero falso Made in Italy. Purtroppo assistiamo a una cosa che assolutamente è inaccettabile sia per tutto l'agroalimentare, ma non solo per l'agroalimentare, quindi l'economia in modo trasversale. Direttore, infatti si chiama Italian Sounding, no? Questo modo di fare, mettere una parolina italiana per tarroccare una schifezza, questo si tratta, o la bandierina italiana per vendere quello che non è italiano? Agropirateria, che do un valore non per impressionare ma per far capire di cosa stiamo parlando. Agroalimentare che vale appunto nel mondo circa 60 miliardi di euro, tanti quanti sono stimati appunto, tanto quanto è stimato il valore appunto del, passatemi il termine, del tarocco, cioè del falso. Del valore rubato quindi all'agricoltura italiana, all'economia italiana, che poi non si tratta solo di agricoltura, perché i prodotti tipici sono prodotti intersettoriali, fanno lavorare un po' tutte le categorie, e allora Coldiretti è pronta a dire basta, a scendere in piazza, a mobilitarsi, a incontrare i sindaci. Sì, quindi a denunciare questa cosa, a far sì che si smetta appunto di spendere soldi pubblici italiani per andare a promuovere un qualcosa che di italiano non è. Il motivo per cui vogliamo proprio in questo momento alzare la voce e quindi intervenire con tutte quante le amministrazioni interessate è anche perché non più tardi dell'agosto di quest'anno siamo riusciti a portare a casa a livello nazionale una legge, la legge 4, quella sull'etichettatura obbligatoria dell'origine delle produzioni, purtroppo legge che è stata licenziata all'epoca ma che dal punto di vista operativo non è ancora, non si è ancora appunto concretizzata. Ecco, questo deve concretizzarsi appunto per evitare che queste storture del mercato possano continuare ad accadere. Beh, una legge che dà sicuramente fastidio ai poteri forti. Allora, grazie Enzo Bottos, noi ci fermiamo qui, ma perché i nostri agricoltori, imprenditori agricoli sono i più bravi del mondo? Non lo dice Cronache Trevigiane, ma lo dicono Beppe Bigazzi e Giovanni Rana nella seconda parte di questa puntata. Tra poco. Dal 2 al 12 dicembre la Pro Martellago organizza la 24esima mostra del radicchio tardivo. Serate danzanti, torneo di calcio, concorso canoro, mostra dell'artigianato ed uno stand gastronomico ricco di specialità al radicchio. Vi aspettano a Martellago presso gli impianti sportivi. 24esima mostra del radicchio tardivo a Martellago, una festa tutta da gustare. Dal 2 al 12 dicembre la Pro Martellago organizza la 24esima mostra del radicchio tardivo. Serate danzanti, torneo di calcio, concorso canoro, mostra dell'artigianato ed uno stand gastronomico ricco di specialità al radicchio. Vi aspettano a Martellago presso gli impianti sportivi. 24esima mostra del radicchio tardivo a Martellago, una festa tutta da gustare. Seconda parte di Cronache Trevigiane, siamo a Rio San Martino, sta un po' chiudendo i battenti questa 30esima edizione di una festa del radicchio incredibile, direi. Luigino Micheletto, Lorenzo Michelan, l'assessore di Scorzè. Allora Luigino, 30 anni e altri 30 anni così. Stasera è stata veramente una serata molto importante che ha visto la presenza di personalità molto importanti del mondo della gastronomia e della comunicazione. È stata una serata veramente importante, credo che con domani, con il concorso, chiuderemo un'edizione, io penso veramente, come hai detto tu prima, incredibile dal punto di vista dei risultati. Luigino, ai nostri microfoni riusciremo a portare tra poco anche Beppe Bigazzi e Giovanni Rana, anche le loro testimonianze qui da Rio San Martino. Ci presenti i due signori dietro, che immagino siano altri rappresentanti dei grandi volontari di Rio San Martino. Torino, io e Torino siamo, diciamo così, i coordinatori della manifestazione, lavoriamo insieme fianco a fianco tutto l'anno. Poi abbiamo Arduino, che praticamente è la figura
più storica, diciamo, e continuativa della manifestazione. Sempre presente. Lorenzo Michelan, 30 anni fa era la prima edizione, presidente della Proloco storico. Allora, com'è andata? Facciamo un bilancio. Beh, il bilancio è presto fatto, dopo 30 anni si può trarre delle conclusioni positive perché hanno lavorato quest'anno. Penso che domani ci sia una manifestazione che poche Proloco fanno nell'ambito regionale. Ecco, il concorso gastronomico degli istituti alberghieri della nostra regione, e quest'anno ci sarà una presenza anche extra regione, perciò diventa un concorso nazionale importante perché abbiamo un prodotto IGP che riguarda il nostro territorio, il Triveneto. Assessore Michelan, con questi volontari fa bella figura poi anche il comune, no? E poi, a parte che lei l'abbiamo vista spostare tavoli, aiutare, quindi è volontario anche lei stasera. Ringrazio sicuramente tutto il volontariato di questa manifestazione perché vedo che ogni anno continuano a sviluppare nuove idee, nuovi progetti. Li vorrei ringraziare perché una festa così penso che in zona noi non l'abbiamo, insomma. Una festa da 10 lode. Allora io vi ringrazio tutti e concludiamo questo lancio con una domanda. Ma siamo quello che mangiamo? Ne parliamo tra poco con Beppe Bigazzi e Giovanni Rana, tra poco. Coldiretti Treviso presenta il proprio patto sociale per la crescita economica agli amministratori locali e ai rappresentanti delle categorie produttive della marca. Un patto che mette in primo piano la filiera agricola tutta italiana e il lancio delle botteghe di Campagna Amica, veri e propri negozi dove verrà effettuata la vendita diretta di prodotti agricoli a chilometri zero, certificati dagli stessi agricoltori che li producono. Un'iniziativa per tutelare i consumatori e garantire il giusto compenso agli agricoltori. Ai nostri microfoni il presidente di Coldiretti Veneto, Giorgio Piazza. Si tratta dell'evoluzione naturale della vendita diretta sulle piazze che si effettuerà oltre ai farmer market e cosiddetti mercati di Campagna Amica anche in luoghi dedicati alla cosiddetta vendita diretta organizzata, cioè luoghi fisici al chiuso, quindi negozi che oltre ad avere la produzione del territorio avranno la possibilità di esitare sul mercato anche tutta la produzione certificata a Campagna Amica di tutta l'agricoltura italiana che aderisce al progetto Campagna Amica. Presto anche il nostro territorio avrà le sue botteghe di Campagna Amica. Il Veneto è bene, nel senso che è stata fatta una scelta di qualità. Andremo a inaugurare poi in Veneto la prima bottega a Tiene il 2, quindi il 2 di dicembre, poi a Ruota ce ne saranno 2 a Belluno e poi una a Treviso e poi altre in Veneto, quindi diciamo che da qui a febbraio sicuramente la presenza di botteghe in Veneto sarà importante. Ospite d'eccezione il musicista dei Pooh Red Canzian, da sempre grande amico di Coldiretti. Ecco la sua testimonianza di consumatore consapevole. Questa idea di Campagna Amica è bellissima. Dicevo appunto che io già a Milano vado in via Ripamonti al consorzio agrario al mercoledì perché arrivano dalle cascine proprio i contadini con i prodotti a vendere le cose. È un euro al chilo qualsiasi cosa tu prenda e ci sono delle cose buonissime. Un piano concreto, serio, a tutela del Made in Italy e contro le contraffazioni alimentari, che può contribuire in modo decisivo alla ripresa di tutto il nostro sistema economico. La parola a Fulvio Brunetta, presidente di Coldiretti Treviso. È un valore che sta crescendo, ma soprattutto oggi Coldiretti ha un progetto unico, reale, che ormai è partito. Ci saranno una serie di punti vendita presenti sul territorio che andranno a crescere, ma abbiamo già lanciato un'opzione anche per gli altri settori, l'industria, l'artigianato, il commercio. Riportiamo la nostra storia, il nostro sapere e tutto quello che rappresentiamo all'interno di un valore che si deve essere riconosciuto. Non lasciamolo in mano agli altri. E rieccoci a Rio San Martino, cronache trevigiane, per parlarvi sì di radicchio ma anche di un talk show particolare con un titolo ovviamente interessante. Siamo quello che mangiamo? Questa domanda non possiamo non girarla a Beppe Bigazzi, che saluto. Ben ritornato
in questi lidi allora? È sempre un grande piacere. Allora, siamo davvero quello che mangiamo? Beh, insomma, Leonardo da Vinci, Plinio il Vecchio, prima ancora Ippocrate, hanno parlato di queste cose. Tu pensa al detto di Ippocrate, e sia la tua medicina il tuo cibo, e il tuo cibo la tua medicina. Ma oggi cosa siamo diventati con queste alimentazioni, diciamo, tra virgolette, globalizzate, anche se è un termine brutto? Come mai siamo ingrassati tutti? Sono ingrassati. Come mai l'unico problema italiano sembra essere la dieta? Come mai intere trasmissioni vengono dedicate alle diete? Perché la gente mangia male e ingrassa. E quando ingrassa fa la dieta, e quando fa la dieta cade nelle mani, se va bene, di medici, se va male di stregoni, di personaggi incredibili. Questo è gravissimo. Parlando invece di un alimento speciale per queste terre, il radicchio rosso di Treviso e quello variegato di Castelfranco, penso che in questo caso la dieta è perfetta. Il grosso dell'inquinamento è sugli animali, polli, anatre, bovini, eccetera. E poi sono vegetali d'eccellenza. Fatti un'altra domanda. Come mai tante verdure d'eccellenza sono qui nel Veneto? Il radicchio rosso, il tardivo e il precoce, quello di Chioggia, quello di Verona, il variegato, gli asparagi di Bassano e di Cimadolmo, i fagioli di Feltri, non si finisce più. Come mai? Beh, è molto semplice, i veneti sono i migliori contadini della terra. Io per lavoro ho girato tutto il mondo, quando arrivavo in un posto e vedevo belle coltivazioni, qui ci sono i veneti, in Argentina come in Brasile, come negli Stati Uniti, nella stessa Italia. Le bonifiche della zona sud di Roma, le bonifiche in Sardegna dell'agro di Alghero, l'hanno fatto i veneti. Il dolce più venduto nella cosa è la fregolotta a Alghero, in Sardegna, ti rendi conto? Beppe, noi ti ringraziamo come sempre del tuo sapere che ci riesci a trasmettere e buon talk show. Ti ringrazio tanto. Grazie a Beppe Bigazzi. Noi ci fermiamo qua e tra poco le conclusioni da Rio San Martino. Tra poco. Lattebusche è una realtà importante del settore lattiero-caseario regionale, un'azienda che può vantare 4 stabilimenti tutti concentrati in Veneto, che danno lavoro a oltre 650 persone tra dipendenti, collaboratori e allevatori. Una distribuzione che tocca più di 1500 negozi in tutta la regione, una gamma di prodotti ricchissima che va dai formaggi al latte, dagli yogurt ai gelati. Con il direttore Antonio Bortoli parliamo del formaggio Piave DOP, vincitore dell'ultima edizione di Caseus Veneti, uno dei fiori all'occhiello dell'azienda. Grande soddisfazione, grande orgoglio perché è stato premiato come dalla critica come miglior formaggio della manifestazione il Piave che ha ottenuto un anno fa la DOP e che come tutti sanno adesso non è più un formaggio solo di Lattebusche, è il formaggio della provincia di Belluno. Confini entro i quali e solo entro i quali può essere prodotto a fronte di un disciplinare estremamente concreto, estremamente rigido che ne tutela le qualità della materia prima. Prodotti vincenti che trionfano nelle fiere e nei concorsi. Dimitri Biasuz, malgare responsabile del caseificio, ci svela i segreti della bontà dei prodotti di Lattebusche. Il segreto vero e proprio secondo me è il latte di montagna, che è un latte secondo me migliore di tanti altri latti, un latte che trasmette i sapori dei fiori e dei fieni che si adoperano come alimentazione delle bovine, ma soprattutto il segreto sono i fermenti autoctoni. Noi usiamo del siero innesto e del latte innesto che produciamo tutti i giorni e che sono dei fermenti selezionati da noi su tanti anni di lavoro. Lattebusche, un'azienda che mette al primo posto la qualità dei suoi prodotti con tracciabilità garantita lungo tutta la filiera.
Nonostante il periodo difficile per il comparto agricolo e del lattiero caseario, il direttore Antonio Bortoli manda un messaggio positivo. Io credo che avendo sempre riguardo alla qualità dei prodotti che si mettono sul mercato, al rispetto del territorio, inteso come salvaguardia del territorio da un lato, ma anche come origine delle materie prime che vengono usate, opportunamente comunicate al consumatore, possano dare ai nostri allevatori la speranza che ci sia un futuro accettabile. E le conclusioni di questa puntata ancora da Rio San Martino le facciamo con Giovanni Rana. Allora, un talk show che ha parlato di un argomento diciamo molto attuale, no? Siamo quello che mangiamo. Allora cosa è venuto fuori da questo convegno, da questo talk? Ma veramente delle cose molto importanti, perché è un prodotto eccezionale, il radicchietto, specialmente questo discorso di Treviso e di Verona, insomma, io sono un grande consumatore come industria e veramente ne sono grato perché mi hanno aiutato a fare un grande successo, perché abbiamo lanciato il Gioia Verde, che adesso è su tutti i canali della televisione, insomma, in promozione, e veramente devo essere grato a questi coltivatori che delle volte hanno gli alti e bassi, ma però adesso sento che sono molto Ha sentito contento. Beppe Bigazzi, no? Un po' critico, lui dice più che la ricetta è importante la qualità della materia prima, è d'accordo immagino? Ma le due cose che secondo me devono andare d'accordo, perché avendo una buona qualità e perché una ricetta poco scadente è un po' dura, uno viene più facile avere una buona ricetta, un buon prodotto, e questo viene molto... Lei ha mai mangiato in un McDonald's? Ma no, di la verità no, li faccio mangiare agli altri, ma no, io non mangio le polpette o gli hamburger, con tutto il rispetto che tutti abbiamo. Meglio i tortellini. È meglio la pasta. Allora io la ringrazio davvero, è Cronache Trevigiane con Giovanni Rana, è arrivata alle sue conclusioni, ci ritroviamo come sempre la prossima settimana, stessa televisione, stesso orario. Grazie. Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo ApoVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group.